liscionette, eh? Liscionette? Sono fatti, sono fatti! Le facce no, che tu! Grazie, buonanotte. Grazie. Non mi dica posso qualcos'altro. Già sta casa malnacchina. Siete una puzzeggietta, sai? Nonna, Armandi, volessi mettere subito di torni. Subito! Ah! Là! La verità è un lavoro. La verità è bassa. E poi fatto pure che l'invitato è sollevato. Mamma, lascia te, perché lo sai che non è colpa. Io ne faccio già. Che brutto e bomboniere che fa. Umano no, ma non riesce a... Caffone. Che va, che lascia tu lo vedi. Io sono il caffone, non mi preoccupare, non raccomando. Questo è un po' nuovo. Però, dici la verità. È la verità. La mezza cosa. Vabbè. Hai capito? La verità. La verità. Armandi, io vado, mi apparecchio e torno. Armandi, io vado, mi apparecchio e torno. Armandi, ho portato la spumanda. Grazie. Un omaggio di buon augurio. Grazie. Arrivederci, grazie, veramente. Grazie. Mi basta a pensare con una mano. A paghi? No, la prima la spumata. Già la spumata. Informazioni professionali. E va bene. Buonanotte. Grazie assai comunque, grazie. Arrivederci. Tante belle cose. Ma sicuro che non mi serve una mano? Mamma mia, come stanno questi cari? Vedete che ti sa che per buzzando. Viaggia per questa vita. Non la ci fa concia. Sei venuta vecchia. Io già sta casa. Mi faccio ispirazione, io veramente non vado usando a capire. Dici una cosa. Abbassiamo un po' le luci, ecco qua. Ma secondo me la macchia fortunata è questa! Buonasera.
A Francia mi scuoti, a che appena guardi, che te la scuola per l'anno, fammelo qui. Mamma, come si può dire? Poi basta, non chiamateci perché mi dice spaziale, perché pure io sono orfano dei genitori, i miei genitori miei sono morti, che si fanno i cazzo loro. Armandi, tu hai Barcellona! Sarà la merda, verso lui. Ma non basta, di calmarci. State giusto capaci che state ascoltando? Armandi, calma, Armandi. Prima una cosa, Marmello è stato un su. E come da per me? No, io non ti offendo pure. Chiamo fuori il nome, chi è questo? No, che se non me le domanda mai che la persona è sacra. È pure sacra. Gli altri sapevano. Io non devo sapere, perché sono molto passati in strada. Se andiamo come qua, io me la esci e sto trazzo, per gli altri sapevano la cicane e muri. Chi è questo? Dimmi il nome! No, non me le domanda mai. Rumi, hanno essere uguali, tutte e due. Perché la falsità all'essere così immediata? Ma la terza, anche si cosa lì? Tanto fatto con il naso. Sì, con il naso dovevano usare. Che la verità odorava di rose. E la cucina come questa, è la puzza in merda. Che sta da fare? Armandi, c'è una specie di bugie. Si dicono sempre per fare migliore che il sì. Ma sa da essere giusto, sa da essere buono, sa da fare questo per chi e questo per chi là. Allora è giusto che i buci fanno fare migliore mondo. Basterebbe che tutti quanti tenessero fede non alla verità, ma alle sante bugie che vanno di cielo. Diavolo, diciamo che sapete, strada di macerugosa, stratta, Tretta, dritta, trappola, truppola, scoppiata, cumpaggio, correa. la foga. E Marina, quando sono andata a comprare qua, magari vicino a 100 gradi. A chi? A Don Bernardo! Ma è un po' scemo. È impossibile! Ma che si sta aspettando? Ma dimmi la verità, tu ce l'ho con mamma, ha chiesto di te e viene qua. A proposito, mi ha dato pure un biglietto, ti è? Come non mi sente male? È questo mio signore che ha cominciato a fare con la lavoro. Come mamma mia, chi ti trovi giù, ma ci fatto belle ossa. Ecco, si sarà sposato, ma però la cappa è giovane a tua. No, non sei sposato, quello viene qua. Come no, lì troppe emozioni in questi giorni. Solo questo ci mancava. Ogni sera tu mi devi aiutare. Io faccio fare il uomo, come faccio a fare? Secondo me le squagliette farfalle. Come dai combinate? Mia mamma, io come ti posso apparare? Vabbè, ma ho capito, mamma. A me non mi fa nessuna. Che fa questo? Ma Non ti ricordo, io non so come chiama. ma perché è scoppiata la guerra? Ah, Benedita. Si appiccica da così! Tu a me non mi fa. Capito? Tu a me non mi fa. Ho continuato, io l'ho detto! Armandi, io ci ho pensato. Oggi parlato con mamma tanto caro. Sposarci è stato un errore, abbiamo sbagliato. Non riusciamo la verità. Mi hai messo perché si sposa. Quella la notte calma. Ma la persona sei perché si sposa. E si sposano Dici. No, ma si sposano. Dici. No, ma si sposano. Dici. Allora sì, dici tu. Ma si sposano per crearsi una famiglia, per fare dei figli. E l'età nostra avanza avanti, qui ci chiude. Ecco, la parola figli non mi veniva. Vedi, ma sei pure questo, vuoi abitare già belle fatte, C'è una stante cioccattata. ma non stante, io vedo la missione, poi c'è venuta l'Africa, poi c'è venuta la denuncia con qualcuno, lei non può dire che se ne la pensione sulla locale, figuriamoci un bambino. Vedi, se tu mi dicessi il nome di quella persona, È sacro! ma fosse un
schigliato ma lì, ma te che Conto di te, perché io non ce la faccio più. Perché mangia fissata, quando ci visto parte con tuo guarda, non ci vogliamo, che non è male, sai che ne Armandino basta, sai chi ne corpo, nessuno sa niente, e nessuno si può permettere di parlare. Mamma, esci da questo quadro, e diccelo tu. Corna, che stanno pronte a te. Corna, che smani a te. E non hai detto la parodia della canzone Corna. Cosa dobbiamo fare? Nello spettacolo nuovo dobbiamo fare le comiche. La mia è una postale. Che tu pugliata in tanta. Intendiamo le scedenze. Ma politica piano, il non posso di clamore, che faccio già la mesa. Siete ingatate, ma già scusatemi, ma già scusatemi io. Come sta? Ci sta combinando. Mamma, protesta! Ma io dico sempre tua storia. Ma io mi sta per dire, è così belle mie sorelle. E poi non credo che hanno fatto chiste, mamma non ci lo dicevo, no? E va buoni, vedi come mamma ho fatto giurare così, che dai, prete e metti la bella croce a bocca. Ah, bella, non si fa così, ma ci aspettate la vita sa. E poi per non c'è che abbiamo sposato. Ma tu ti ricordi quando mi diceva che mi sposassi con una prostituta? È fatta la vita. E come per me? Che cosa ho fatto? Quando mi diceva, ma poi a me ci pigliamo un panello, e mi dice io, ti danno un figlio. Non venga! Non venga! Non venga! Tu che stai a manicone e non guarda dritta! E certo le mie sorelle non sanno niente di nessuno, anche mio fratello. È stato sempre cresciuto con una zina medica, a me certo la sta pure, la cresce nel pianeta là, imitare che farebbe le pezzi. E perciò mi sacrificare. Armandi, cosa è proprio tutte cose? Vuoi regalare un moto? Grazie. Non andiamo bene. È una cosa che non può aspettare, è una cosa estera. E poi allora parlate perché sanno tutte cose. Vi ritengo che non nascono, parlate liberamente, c'è libertà di parola. Ah, sì, e allora sta pure libertà di stampa. No, Rina, ci sanno tutte cose, può parlare. Ma sai scrivere un romanzo che Poi caro, le dici la gente sa tutte cose, parlate. Madonna! Non parla di più! Stai zitta! una lettera di risposta. Io non stavo fatta un male dopo me. Mi è morto qualcuno. Se non potevo mai. E fa l'unica. Ho fatto un video. Ma quando dice, mamma è fatto. Non sa. Sarà ascoltato, guardate! Dai, come sa? 15 anni! 15 anni che non dicevo il fanello, dicevo che io dicevo la mugliere! Vogliamo preoccupati, ma mi piace Giorni e bravo. Giorni! Giorni, perché a mamma spiace il Giorni Dorelli. Giorni Dorelli e gli inglesi là. Io non so che chiamano, se non Giorni, ne sai scucciuare. E allora Tirella, a domani. E mi raccomando la puntualità, specialmente al gruppo Cataletti. Un momento, scusatemi, come te faccio a vedere? Anzi, sto pronto, come te voglio bene? Poi Armandi, tu vuoi fare? Fatti, non ve ne andate che devo fare una dichiarazione. Invece no, io e Donna Letizia siamo conosciuti 15 anni fa. Poi, Sì, Armandi, sì, ma... guardati, anzi più di 15 anni fa. E tra noi nacque una grande passione, nacque un grande amore e nasce addirittura una cosa. Armandi, ma Nacque un figlio! Ma tu che stai dicendo? Sì. Ma chi sei qua? Amore, le clausure, non il tamatore. Sono senza parole. Armandi, tu non puoi dire. No, gli angeli ne abbiamo infinito, vi dico a tutti che abbiamo un figlio, ce lo braccia senza problema, senza vergogna, ma da chiamare papà! Letizia, è arrivato. È questo figlio! È questo figlio! Oh, è questo figlio, come si chiama? Dai, Giulio! Giorgio! Giorgio!
con la famiglia. E faceva la famiglia schifite. Quattro sono tutte e quattro schifate del colpa mia. Mamma, e se mi piace un dire mi manco a panzizze mutane. Non la guarda bravo, noi lascio macchiato. Io so, che non posso abbandonare sormena, a Carluccio. Però mamma, non è chiusa, non dopo quella così. E parlano, mamma! Letizia, a tu, qua t'annundiamo, e la vita t'annundiamo. Come fanno essere tuoi? Che lo so crescere, non capisci lì, senza una vita, si può dare lì. Ecco, frate una accetta, perché la mujer vicina, mi sa che succede, io non accido veramente, tu ne sta accorta, hai capito? La cosa calucina, o più vecchia, o più delicata, e tutto davanti, e salutoni, o più unità di sprizia. No, non è possibile, anzi, piuttosto, figlia a tuo figlio, a tuo figlio, o su tua attività, io figlio da legge, capito? Figlio da legge, a cambiare ora! Vieni qua! Vabbè, tu vuoi giocare con me? Sì, però giocare pure con Dadi. Dai, io non sono tuo padre, tu vuoi essere figlio di Mappina! Tu mi ancora, io ho figlio e tu Mappina! Ma tu hai fatto Mappina? Vieni qua! Vedi, io aspetto che ti faccia e tu dici. E chi ne non fa scendere da casa dopo che succede? No, per niente quando dice mentire che faccio i figli. Ma siamo super quarto, se dico faccio i figli. Ma vedete? Tu sei morto come una scatola. Che succede? Versa a lei, che succede? È caduto mamma. Assata! Allora, mi crama una mano, è caduto mamma. Che avete deciso? E che abbiamo deciso, è caduto mamma. Niente la foto? Casa Davide Amici ha deciso di mangiare con l'onore e l'onore. E vabbè, io non mi piglio a giorni, io non danno più lei. Vabbè. O ognuno se ne va. Ma ormai la gente l'ha vista. Ah, mamma morta, non è la mamma morta. ma che state dicendo? Ma che state dicendo? Mamma? Mamma non era mamma, e quindi lo sai? L'ha detto Clotilda? Sì, infatti ho saputo. Padre mi faceva un portiere capace di me e fui pagato per non dicere mai la verità. Io sapevo ma mi sono stato sempre zitto, ma a volte che è uscito fuori. Tu non si figlia di una cosa, lo sa. Io e solo dove l'abbiamo sempre saputo. Tu si figlia di una femmina che il nostro padre si manteneva prima del matrimonio. E poi siamo andati e mi chiamava a casa pure. A già scavato, l'onore è salvo. E io mi ci pigliato tante cose quando è caduto. Ma allora diciamo, mattina sempre. Ah, che li m'hanno maledetto. Che li m'hanno maledetto e come facevano male. E mazzate le mamme non fanno male. E sì, perciò mi faceva fare sulla venuta di stessa. Perciò non stai a casa. Le dica, lui non ti aveva detto mai niente perché tu non mi non bene. Una cosa molto ben tranquilla. Sì, non è cacchia! Grandissima! Come diceva molte cose. E tu non mi niente. E tu non mi nessuno. E mezzo lì della vita sana. Mi parlavo un po' uguale. Si pensava un po' il patino. Cosa fai? Si pensava un po' il patino. Penso che va un po' il patino. Fatto fa la faccia e va credando. Vieni, aspetta. Non mi danno sfugamento. E so. E frate, appunto, all'interno sapete come va giurista, come scarafucco, ma notte non riesce, o io non è più, non pizzano, non mozzano, ma fanno schifo solo con la presenza, solo a guardarlo, fanno schifo assai! Mami, perché gridate per essere? Voglio anche la mamma, siamo figli buttati tutti e due.
sai che li faccio come dici tu, certo mi fa diventare vere le sante bugie che dicevi. Cara Letizia, sono tua madre, diciamo così. Ehi, sai, è venuto il momento di salutarci e forse di scusarmi. Anzi, mi scusi. Ormai hai saputo, io non sono tua madre. Tu sei figlia a una donna che tuo padre si teneva prima del matrimonio. Era una tedesca e si chiamava Ruth. Capì? Sono figliero! La Eugenia! Prima che mi tu pescassi che lo guardi! Andiamo, Eugenia. Letizia, portami con te. Di tanta cosa mi vicino un po' bene. E si dà là un po' figlio, perché si crede che esce scemo come me. Clorinda, mo si sposa, Olimpia pure. Per Melinda forse si fa monaca e si sposa con Bernardo. E io che faccio? Io che mi sposo, mi sposi il pappagallo. E dice non è il pappagallo è maschio. Sì, mamma, pure c'è ben venire. Armando che ti sciuppa? Sei una pozione,